Due classi dell'Istituto Superiore Giorgio Fermi di Treviso hanno letteralmente invaso il museo per visitare proprio la Galleria del Motorismo Mobilità di Ingegno Veneto Giannino Marzotto. Catturare l'attenzione contemporanea di una cinquantina di ragazzi non è certo facile, bisogna che l'argomento desti assolutamente il loro profondo interesse e in questo la Galleria ci riesce benissimo, sollecitando la voglia di conoscere. Il loro coinvolgimento è stato totale, grazie ad una guida d'eccezione, Gianluca De Bei, figlio del noto inventore bassanese, che è stato sommerso da domande e chiarimenti davanti al suo motore a pistoni rotanti. Le porte del Bonfanti Weimar si spalancano agli appassionati di motori e di cultura, proponendo una mostra che spazia dalla storia alla tecnica per finire con avventure di ingegno moderno. È la storia di una regione, il Veneto, pieno di record, dal primo motore al mondo a benzina all'algoritmo che ha dato i natali a Google.